Buonasera a tutti ragazzi, stasera parleremo di UFO, pare giusto, no? Dall'immagine è normale, no? In effetti vi ricordate che in questi giorni abbiamo parlato che la Marina americana aveva detto che avevano visto oggetti non identificati, quindi avevano video girati a bordo dei cacciabombardieri F-18 che mostravano dischi volanti, oggetti non identificati e quindi OVNI, quindi dischi UFO, ragazzi. La risposta arriva subito dalla diciamo, aeronautica italiana. In effetti dicono qui in Italia, noi dal 1978 che abbiamo un sacco di proprio di video girati, diciamo, dai nostri cacciabombardieri, dagli F-18. In effetti dice l'Italia è piena di UFO, in effetti noi abbiamo fatto tante registrazioni, in effetti loro dal 1972 hanno raccolto oltre 467 segnalazioni, ciao avvocatella, quindi pensate un poco, l'America ha confermato tre video dove si presume che siano oggetti non identificati, l'Italia ha risposto noi ne abbiamo 467, se proprio vogliamo essere precisi. Quasi tutti sono senza spiegazione. In particolare 80 su 81 negli ultimi 10 anni non hanno spiegazioni. Diciamo che il picco degli avvistamenti c'è stato dal 2010, dove solo nel 2010 ci sono stati 27 avvistamenti, poi nel 2011 17 e poi comunque sempre, diciamo, sì, mo ti dico io le regioni. Dal 2001 al 2019 sono la Campania, un 18%, seguita dalla Lombardia, il 13%, Toscana 12, Lazio 10, Emilia Romagna 9. Vabbè, la maggior parte, poi anche in altre Cremona, anche in altre, diciamo, quelle là più, diciamo, che sono state di più in effetti. Poi anche in tutta Italia comunque. Diciamo che la Campania sta al primo posto come avvistamenti in effetti, seguita dalla Lombardia, cioè dalla parte di Milano. Ciao, grazie. Quindi diciamo che hanno subito dato la risposta alla Marina, diciamo, statunitense, che loro avevano detto che avevano tre video che non riuscivano a capire che cosa fossero. L'Italia ha risposto, noi qua ne abbiamo quasi 500 di video particolari che dite voi, che non sappiamo dare una ragione, quindi in effetti l'aeronautica militare italiana ha detto che noi qua stiamo pieni allora se voi dite che avete tre video allora quindi in effetti loro dal 1972 stanno giustamente quando volano registrano queste cose strane poi rapportano giustamente fanno il rapporto consegnano la videocassetta il cd o la pennetta usb e fanno il rapporto quindi loro dicono di avere tre video, qua ne abbiamo 467 segnalazioni di OVNI, delle quali 139 dal 2001 ad oggi. In effetti loro già dal 72 stavano raccogliendo queste segnalazioni, in effetti in un fascicolo ci stanno tutte notizie, diciamo, video di riprese amatoriali dei piloti, quelli che prendono l'F-18, cacciabombardieri oppure aerei privati. Diciamo ce ne stanno proprio un sacco, dicono. Quindi voi dite tre, ma qua allora stiamo pieni di UFO, quindi ma va a capire, no, questo non si sa, sta in effetti che in effetti in Italia ce ne stanno proprio un sacco, quindi diciamo non è stato possibile associare l'evento ad attività di volo o radiosondaggio conosciute, cioè dicono non sappiamo che cosa sono. In effetti quando hanno volato i cieli tutti questi piloti, diciamo aerei privati, hanno visto questi a forma di sigaro, rotondi, quindi di varie forme, quindi poi allontanarsi sempre in modo, diciamo,
pazzesco, quindi diciamo che loro non sanno che cosa sono in effetti, perciò li chiamano oggetti non identificati, perché non sanno di che natura sono, anche perché dicono noi abbiamo superato la barriera del suono, ma quello andava più veloce di noi, quindi pensate un poco che velocità riescono a raggiungere questi ovni, come li vogliamo chiamare, quindi già noi un F-18 che viaggia alla velocità, diciamo, e rompe il suono e non riesce a stare dietro a uno di questi cosi strani, come li vogliamo chiamare, UFO, oggetti, come li vogliamo chiamare, pensate un po' che tecnologia deve essere. Quindi in effetti i video ci sono, poi però subito scompaiono dalla visuale perché hanno una velocità troppo elevata. In effetti in tutti i video dico si vede quando cammina piano piano, poi prende il volo e non si vede più. Ciao Nicolas, quindi in effetti in Italia è pieno di video, di foto che rappresentano, diciamo, questa sera mangio la pizza, sai? Vabbè, tu non stavi a dieta, quindi va bene lo stesso, no? Francesco sta a dieta, ma stasera Francesco c'ha l'appuntamento col coniglio, quindi mi sa che già dietazzo un po'. Quindi diciamo ragazzi, dopo la botta dell'America che aveva detto che aveva tanti, giustamente, 3 video di... L'America, ti ricordi, aveva detto che aveva visto 3 video di alieni. L'Italia ha dato la risposta agli americani, in effetti ha detto voi ne avete 3, l'Italia ne ha raccolto dal 72 a oggi 467 video che sono di natura extraterrestre, aliena, oggetti non identificati, quindi come li volete chiamare voi. Quindi dice l'Italia allora è piena di UFO rispetto a voi. Voi avete solo 3 video in cui mostrate che durante un volo di un F-18 vedete qualche cosa in Italia, diciamo, strana, fate il video e poi lo portate giustamente quando diciamo atterrate come rapporto, diciamo, che avete visto questa cosa strana. E quindi giustamente la Marina italiana ha detto noi dal 72 stiamo facendo questa relazione e stiamo raccogliendo dati e abbiamo fino a oggi 467 video e un sacco di foto di ovni, cioè oggetti non identificati. Per non parlare, ha detto, di tutte le persone amatoriali che hanno foto di UFO, in effetti, anche ragazzi, diciamo... Ah, l'Italia mi mette sempre la coppia, in effetti l'Italia sta sempre sopra, quello vuole dire. In effetti l'Italia mette sempre sopra tutti, capisci che vuole dire? Dice se l'America dice 1, noi facciamo 10. Quella era la traduzione di Grazia. Vabbè, ma in Italia ci sono sempre state, Nicolas, è stato sempre pieno di UFO. Si sapeva, vedi pure le foto che ho fatto io ultimamente, i video che abbiamo fatto ma ultimamente, vi ricordate ragazzi, quella sera, quella foto che abbiamo fatto, quella foto che mi ha mandato Marco Kenway, quel ragazzo di Piacenza, quelle sono foto di oggetti misteriosi che io ho mandato all'osservatorio, ragazzi, e mi hanno detto che non ci stava nulla di normale. In effetti per loro erano oggetti non identificati, quindi ragazzi, a parte i video che ha la Marina Militare Italiana, no? Ma anche noi amatoriali, casualmente a volte una sera facciamo le foto e quando ne becchiamo. Ad esempio ieri il mio amico Astrospace mi ha mandato una foto di un disco volante. Purtroppo è una foto privata, ragazzi, e non posso farla vedere perché giustamente è del ragazzo, quindi gli ho chiesto se mi fa qualche foto e me la può dare. Ho chiesto la verità, quindi non mi permetto. Me l'ha mandata, me l'ha fatta vedere. Mi ha fatto vedere la foto di Giove fatta con un telescopio Celestron, davvero bella, ragazzi. E poi mi ha mandato una foto di un UFO. Ieri sera i ragazzi sono andati su un campo con un camper a fare, diciamo, riprese con
i telescopi in effetti, quindi sono andati tutti quanti a fare riprese e video. E in effetti mentre facevano questa campus, questa ieri sera, hanno fatto delle foto belle. A me mi hanno mandato una di Giove e una di un UFO, in effetti, ma davvero belle ragazzi, quindi esistono, siamo noi che forse perché non sappiamo astronomia bene, quindi ma prima o poi me lo devo comprare, tipo un telescopio e devo fare la foto pure io, tipo per vedere sti UFO a dove stanno, a Georia a dove stanno. Prima o poi lo comprerò un bel telescopio, faccio la diretta direttamente dal telescopio, ragazzi, quindi prima o poi lo farò. Devo vedere un telescopio più o meno che posso capire anche perché non ne capisco, quindi anche questa foto me l'ha data lui, in effetti me l'ha dato questo amico di Astrospace, questo ragazzo che fa astronomia, che poi è un grafico pubblicitario, quindi anche questa. Sì, sì, questo qua fa il grafico pubblicitario e poi ha la passione per, diciamo, per l'astronomia, quindi UFO, pianeti. Era ha fatto una bella foto di Giove, fatta ma si vede che è amatoriale, quindi lo avevo un telescopio, l'ho buttato proprio, no? Io ce l'avevo una volta, solo che non sapevo come si usava e poi per disperazione l'ho conservato, ho conservato, poi l'ho buttato, la verità. Invece loro si mettono, hanno pazienza, ci sanno fare, capisci? Ah, sopportate. Sì, ognuno ha la sua passione nella vita, quindi ragazzi, ognuno fa il proprio mestiere, non ci stanno santi, quindi loro sono andati ieri sera a fare questo tipo campus, lo chiamano loro, a stare fuori una notte e a fare riprese e foto con i loro telescopi. Quindi si organizzano in 15-20 di loro e vanno a fare questa nottata a guardare le stelle fino al mattino, quindi a fare foto, video. E in effetti ha fatto una foto di Giove con un Celestron e poi ha fatto una foto a un UFO, diciamo. Sì, sì, loro devono andare su una parte buia, in effetti, sì. Loro devono andare tipo su una montagna dove non ci sono luci artificiali perché deve essere buio, se no l'osservazione del cielo è inutile. Diciamo in città non si può fare perché ci sta troppa illuminazione, in effetti. Quindi loro vanno e vanno a fare queste riunioni. E vabbè, ma mica sono uno o due di loro, sono a 20-30 di loro, non è che va uno solo, ragazzi. Poi hanno tipo diciamo una roulotte dove dormono, riposano, si bevono la birra, si fanno la chiacchiera, fanno la ripresa, quindi non è che vanno due o tre di loro, vanno una ventina di loro. Quindi vanno tutti con l'auto, tutti poi, e poi hanno questo tipo roulotte dove loro riposano, come ho capito io. È un campus, quindi deve essere qualche parte dove puoi anche riposare, in effetti. E si divertono, loro hanno questa passione per l'astronomia e si divertono, mettono tutti quanti il loro telescopio e puntano il cielo e fanno foto e video e cercano di divertirsi a modo loro, diciamo. Quindi è una passione che hanno, quindi hanno fatto delle belle foto, due solo le ho mandate, gli ho chiesto se mi poteva mandare qualche foto, esce, no, ma no, in effetti ho chiesto se mi mandano qualche foto di qualche UFO e qualche pianeta che la volevo far vedere sul canale, in effetti gli ho mandato, gliel'ho scritto, penso che ora sta dormendo, si è fatto tutta la notte, quindi penso che sta ancora forse dormendo, quindi spero comunque si è messo sempre a disposizione, credo che qualche foto me la darà. Ho detto io voglio una foto di un UFO e di un pianeta per far vedere ai ragazzi le foto vere dei pianeti e le foto vere, diciamo, degli UFO in effetti. Non quelle che mette la NASA oppure gli altre cose, una cosa amatoriale proprio, quindi una cosa, sì, sì, è un ragazzo veramente sempre a disposizione, insieme all'amico nostro, quello che sta sul canale, Stellar Nova, che è un loro amico in effetti, quindi sta anche pure lui là. Quindi la verità sempre a disposizione, mi hanno dato un sacco di foto, come vedi, questa foto è sua che me l'ha regalata, ha detto che questa notizia sciocca la puoi usare per il fondo di qualche video. Quindi la verità mi trattano bene in effetti. Mettono la mia pubblicità, diciamo, sul loro canale.
Ma allora, guarda, una pizza, in effetti vogliamo andare a vedere i fuochi più tardi, quindi penso una pizza, una margherita e poi si scende a Salerno per vedere i fuochi, ma sul tardi però. Quindi diciamo che la pizza verso le 9, 9 e mezza e quindi poi si scende a San Matteo, il patrono di Salerno in effetti. Quindi poi al finale andremo sul porto oppure sulla spiaggia, non lo so di preciso in che parte vuole andare mio fratello per vedere i fuochi, diciamo, più tranquillità, perché Salerno sicuramente sarà pienissimo. Nulla, è video. Stiamo facendo un video di UFO. Quindi in effetti ragazzi è così. Se avrò qualche foto di tipo alieno, qualche foto diciamo, poi faccio la diretta un attimo e poi ti faccio vedere quanta gente ci sa. E sarà pieno, quindi ti farò vedere prima che arrivo sotto il palco, diciamo, di Renzo Arbore, perché poi non lo posso fare più perché là ci sta il copyright, lo farò. Stiamo parlando che... Ah, ecco Marco che vuoi, eccolo qua. Allora, stavo parlando che ultimamente l'America aveva detto Marco e Alessandro che mi avevano detto che avevano visto 3 video di UFO. L'Italia ha subito ribattuto l'America, ha detto voi avete tre video di OVNI, noi qua in Italia ne abbiamo 467 segnalazioni e registrazioni. Quindi se voi dite che avete, diciamo, gli UFO in America, qua stiamo pieni, hanno detto Marco, ha detto, a parte le foto, ha detto che ce ne sono centinaia di amatoriali, e io l'ho detto anche il nostro amico Marco Che ha fatto delle foto che non hanno spiegazione. Poi la Marina, diciamo, italiana ha 467 video che non sanno loro che cosa è. Quindi dire che l'America ha visto gli UFO è ridicolo perché noi... Sì, sì, ma quelli, io l'ho detto ai ragazzi, se riascolti il video dopo, quando finisce la diretta, la puoi sentire, l'ho detto già io. Ho detto le foto che mi ha mandato il ragazzo Marco Conway erano tutte di natura, oggetti non identificati che io ho mandato all'osservatorio. Quindi è meglio, bravo, che mamma America stia zitta perché in effetti, sì, sì, faccio la live dei fuochi d'artificio perché qua stiamo pieno. In effetti, Marco, hanno detto che in effetti la Campania è quella più che ha visto, diciamo, avvistamenti. Dal 2001 al 2019 la Campania al 18%, poi c'è la Lombardia al 13% in secondo posto, la Toscana, sì sì, al 12%, Lazio 10 e Emilia Romagna il 9%. A mezzanotte, Nicolas è la diretta, a mezzanotte fanno, diciamo, i fuochi di San Matteo. Quindi diciamo che se Mamma America dice che agli UFO, noi qua allora abbiamo l'invasione. Quella era la cosa che stavo dicendo in effetti sul video, né? Quindi l'America ha detto di aver visto gli alieni, allora qua stiamo pieni. Subito la Marina italiana ha contrattaccato la Marina americana. Loro dicono di avere 3 video, qua ne abbiamo quasi 500 che i nostri F-18 hanno, diciamo, registrato e consegnato dal 1972. Sì, sì, pieno di UFO in effetti, sono oggetti non identificati e quindi OVNI, OVNI significa UFO in effetti, quindi cose che non si possono spiegare. In effetti la Marina americana ultimamente si vantava che aveva visto 3 video di presunti, diciamo, UFO. Allora ha detto la Marina italiana, voi ne avete 3, qua ne abbiamo 500. Dal 1972 a oggi noi abbiamo registrato 472 video, 467 video e non ci sono centinaia e migliaia di foto amatoriali di persone che hanno inviato foto all'osservatorio astronomico. Quindi pensate un poco quando ce ne stanno.
No, no, in effetti qua, in effetti come hanno detto loro, lì parlavano di 3-4 avvistamenti, qua se ne parla pazzesco, nel 2019 ci sono già state 3 segnalazioni, la prima il 5 di gennaio da un privato cittadino di Cremosano, quindi Cremona, sì, ha segnalato un oggetto di forma sferica, scuro nella zona superiore e illuminato in quella inferiore. Poi il 25 gennaio la seconda segnalazione, stavolta è a Maleo, Lodi, sì, dove un privato ha segnalato un oggetto di forma allungata con spigolatura con velocità bassa. Quindi poi il terzo e ultimo caso del 2019, il 10 giugno a Soveria Mannelle, in Calabria. Sempre un cittadino privato ha filmato un oggetto di forma allungata che procedeva a velocità ridotta. Quindi anche questo evento è stato, diciamo, catalogato come OVNI. Quindi diciamo già in questo 2019 già sono 3 i video che sono stati mandati. È stata accolta, Marica. Fai amicizia con qualche extraterrestre. Dice voglio andare sulla Luna e ti fai un giro sulla Luna. Diciamo ragazzi che quindi già diciamo nel 2019 già sono 3 i video proprio veri fatti da persone private, quindi neanche dalla Marina, diciamo, italiana. Quindi diciamo ragazzi che la Marina italiana subito ha contrattaccato quella lì americana. In effetti è uscito tanti, diciamo, su internet, altro che America, l'Italia è piena di UFO. Diciamo, l'aeronautica nostra da 72 raccoglie i dati sugli avvistamenti e sono tutti senza spiegazione. Quindi diciamo che gli UFO stanno proprio pieni qua. Quindi ragazzi, io ieri, come ho detto pure Marco, i ragazzi quelli dell'astronomi sono andati in un campus ieri a fare le foto. Mi hanno mandato una foto di Giove e una foto, diciamo, di un disco volante che io ho cercato a lui il permesso se me la fa vedere. In effetti gliel'ho detto se me la può far vedere che la voglio mettere sul canale, ma voglio fare una diretta e dire ragazzi, questa è la foto, diciamo, di un OVNI, è una foto amatoriale. Ieri sera sono tutti stati, diciamo, a fare questa riunione e hanno fatto la foto di Giove, ti dico, bellissima Marco, e la foto di un UFO. Quindi io ho cercato il piacere se posso farla vedere, perché per giustamente è sempre roba loro, quindi cerco sempre il permesso, perché me l'ha mandata su Telegram, quindi sul loro canale mi hanno fatto vedere queste 2 foto che sono bellissime, la verità. E mo sto aspettando la risposta perché forse stanno dormendo perché hanno fatto tutta la notte, sono andati più di 30 di loro a fare queste riprese, diciamo, con i telescopi, quindi hanno fatto una specie di riunione, come ho capito. E quindi sono andati tutti, diciamo, ragazzi lì a fare queste riprese con i telescopi e questo Giove è stato ripreso con un Celestron. E anche l'UFO, questo UFO si vede proprio sopra è piatto e sotto ci sono i famosi pallini, quelli là tipo sala operatoria come li chiamo io, quindi si vede benissimamente. E poi hanno fatto una bella foto di Giove con le 3 stelle sue, in effetti. Ma davvero... Marica, io gliel'ho chiesto a Astro Space, l'amico mio. Poi se lui mi dirà che posso farle vedere perché comunque c'è il copyright, quindi io farò un video dove dirò ragazzi queste sono le foto del mio amico Astrospace, questa è Giove e questa è l'UFO, quindi non mi permetto di... Guarda, non abbiamo parlato, in effetti lui stava nel campus diciamo a fare foto. In effetti mi ha mandato su Telegram a volo le 2 foto. Ecco Giuseppe, la foto dell'UFO e la foto di Giove. Poi
hanno continuato a fare riprese, foto, perché ha detto che ne aveva un sacco e ha chiesto, "Oh, guarda, ha detto Astro, se mi dai qualche foto a me, giusto per metterla sul canale che voglio fare un video. Sì, quando lui me le dirà, non ti preoccupare, te le faccio su Messenger e te le faccio vedere, non è un problema. Io adesso gliel'ho scritto, quindi penso che mi risponderà a breve, figurati, non è un problema. Quindi sto aspettando che mi risponda, forse dorme, non lo so. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi e penso che qualche altro video prima che me ne vado lo faccio e poi ci vediamo sul lungomare di Salerno per i fuochi d'artificio, poi farò vedere Salerno come è piena perché sarà piena sicuramente e poi a mezzanotte ragazzi faccio una diretta per i fuochi di San Matteo, quindi a parte questo farò un altro video dopo e poi ci vediamo più tardi. Quindi vi faccio vedere la movida salernitana verso le 10 di quanta gente ci starà stasera lì. Quante bancarelle. Renzo Arbore ragazzi non posso farvelo vedere perché ci sta il copyright e quindi non lo farebbe fare proprio la diretta. Quindi quella è l'orchestra italiana purtroppo e quindi non la posso fare. Quindi faccio il video semmai amatoriale e poi lo mando a Vocatella, te lo posso mandare a te in privato oppure a Marco Gateway che a voi c'ho il contatto, quindi ve lo mando privato poi. Perché su YouTube non posso mandarla la diretta, quindi diciamo se qualcuno va sul mio Facebook la può guardare lì, quindi guardate, andate su Facebook e la guardate su Facebook ragazzi, perché su YouTube purtroppo non la posso mettere. Anche perché il copyright è di Renzo Arberi, quindi è l'orchestra italiana, quindi come parte, diciamo, Giuseppe Melchiorre, Nicolas, vai sul Facebook, mi trovi Giuseppe Melchiorre, sì, sì. Come vedi come mi chiamo su YouTube, così mi chiamo, basta che trovi Salerno, quindi è facile. Quindi te ne accorgi subito, Salerno. Sì, sì, vabbè, Nicolas. Ok, vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao Marco, ciao Avvocatella, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Guarda.